Ciao a tutti, allora questo è il terzo video che provo a fare, ma non ci riesco. Intanto ciao ai nuovi iscritti e agli iscritti che ci sono già e ci sono sempre stati. Mua. Questi capelli che ieri me li hanno tagliati, sembra una matta, me ne rendo conto, non li taglierò mai più. E da dove inizio? Mi vergogno, sono timida, punto. Poi sono Cristina, sono veneta e ho una malattia genetica rara, si chiama sindrome di Noonan, no, o Noonan, con due O. Allora, da dove inizio? Inizio a dire che per le nuove persone che mi seguono, che questa malattia non si vede perché io la tengo ben nascosta. Ehm, o almeno ci provo. Allora, la morfologia di questa sindrome, allora cosa causa questa sindrome? Ok? Causa anche i capelli ricci. Nella mia famiglia non c'è nessuno che ha i capelli ricci, io li ho sempre odiati all'ennesima potenza e mi sono sempre chiesta come mai io sono nata così quando tutti gli altri sono bellissimi e splendidi. Ecco il perché. Questa malattia che io ho scoperto all'età di 22 anni circa, da sola, perché questa malattia causa anche il muscolo trapezio del collo più accentuato, l'attaccatura dei capelli più bassa, per quello mi raso, perché non avrei collo, ho i capelli che mi crescono fino a sotto qua, ok, ve l'ho detto. Delle orecchie, perché ho sempre i capelli sciolti, non me li lego mai neanche se ci sono 80 gradi all'ombra, perché mi vergogno delle mie orecchie, del mio viso, e sono tutte caratteristiche di questa sindrome. Piedi a luce valgo, ma da sempre, non è causato da ho camminato troppo, ovviamente questa cosa ha peggiorato la situazione. Ipercheratosi, cioè che bella parola, andatevela a cercare che non me la spiego perché fa abbastanza schifezza. Sterno concavo, miocardia ipertrofica ostruttiva, che sono stata operata nel 2020 e quell'operazione è stata la mia fine e mi ha traumatizzata molto e ho avuto ci sono stati molti cambiamenti in me. Agli occhi, due distacchi di retina giganti quando avevo 20 anni e ancora adesso continua a peggiorare, vado a farmi delle iniezioni per prevenire o almeno cercare di fare qualcosa contro le emorragie retiniche, perché le retine ormai sono piene di cicatrici e continuo a vedere flash e ombre e mosche volanti. Vi prego, se no il video dura un'ora, andatevele a cercare certe parole su Google, perché o se no nei video vecchi in cui spiego queste cose. Uh, Emorragie, ero anemica, bella tosta, anemia potente, e quindi da piccola sangue da naso che ho ricominciato a perdere da quando mi hanno operata l'anno scorso di isterectomia, tenendomi le ovaie per un discorso ormonale, quindi ho una bella cicatrice da cesareo. No, non mi hanno operata in altri modi, perché il cuore non ce la fa a reggere altre operazioni mini invasive o invasive, e quindi sto cercato di fare il possibile per togliere l'utero, quindi eliminare le emorragie del ciclo, il ciclo emorragico,
E quindi dopo tutti questi mesi di stare a casa, dal peggioramento della depressione, il mio lato borderline che è impazzito letteralmente, mm, io da fine anno a inizio anno mi sono data degli obiettivi e ho deciso di volermi bene. Mi è venuto anche in mente di dirvi, io non voglio la vostra pietà, i vostri mi dispiace, i vostri poverina, della pietà e delle parole così non me ne faccio niente. Ehm, So che è difficile, me ne rendo conto, decidere cosa dirmi, scegliere cosa dirmi. Non ci sono parole quando io dico le mie problematiche, come un foglietto di istruzioni anche all'inizio di le relazioni con le persone. E stupisco. Le persone restano un po' scioccate, no? Perché non credono, non pensano che io abbia realmente queste problematiche. E così tante, e così senza scherzi, insomma, non è che si parla di un'unghia incarnita, si parla di tanti problemi e io sempre mi sono chiesta, ci sono troppi problemi, deve esserci una causa unica che vuol dire, no? Scatenante, un fattore scatenante per tutti questi problemi. Cioè, in questo periodo poi sì, perdo sangue da naso perché avendo problemi di circolazione, emorragie, pum, mi parte proprio pum, oh. E quindi devo stare attenta anche in casa a macchiare, lascio tipo il segno alla Psycho sul muro, plaf, no? E così. Cosa posso farci? Ci scherzo su, ci rido su, perché cosa posso fare? È l'unica cosa che ho imparato a fare, che posso fare e che devo fare. Ho ricominciato con le parodie venete, per chi si ricorda, io da una vita... Scusate, ho un po' di... Da una vita io faccio parodie venete, poi per un periodo ho smesso per tanti motivi, perché mi viene da piangere, mi commuovo, quindi c'ho sempre un po' di... Oh, rompete troppo le palle con sto piercing, non me lo tolgo, non me lo tolgo, basta. Vogliamoci bene lo stesso e basta. Almeno una cosa, almeno una. Lasciatemela tenere. Poi mi commuovo tanto. A leggere i messaggi che mi mandate, certi commenti, dico ma va là, ma è così strano che queste persone... È così strano, è così diverso il mondo dei social adesso rispetto a quando io avevo iniziato. Una volta era nel 2015, fare tante visualizzazioni su Facebook eri tipo una divinità, era un miracolo. Adesso anche cani e porci possono fare di tutto e quanto è semplice farlo. Voi mi direte, per come mi dici così? E cioè, consulenze di marketing, contattatemi in privato. Ecco, boh, a posto. Ehm, non sono qui per dare il buon esempio, io non sono un buon esempio, non sono una persona da prendere come esempio, una persona da seguire, no? Ma sono un cattivo esempio, sono una brutta persona, nonostante
le mie problematiche, io ho sfogato il mio odio, la mia rabbia, il mio dolore, l'ho sfogato facendo del male a me stessa e purtroppo anche agli altri. Andavo alle feste, tipo quelle illegali, ho avuto delle dipendenze, facevo uso di sostanza, no, che non ci sia, sei così perché hai fatto magari qualcosina è rimasto, nel senso i post sono quelli, però no. Mm, delle sostanze allucinogene, robe così non ho mai fatto uso. Quindi, ma neanche a livello di dipendenza, a livelli estremi io non ho avuto quei problemi e quindi sono sempre riuscita bene o male a venirne fuori, lasciando perdere compagnie, amicizie, buttandomi alle spalle posti, persone, abitudini e rifarmi una vita. E sono tante volte, e non so se è normale morire e rinascere così tante volte. Direte poi ci sarà la volta buona, no? Quella che poi devi fare i conti con te stessa. Ah beh, comunque eh, non so più cosa dire. Mi avete chiesto tante cose su Instagram, su Facebook impazziti, impazziti, cioè è assurdo. Su Facebook è una cosa assurda. Facebook era l'unica cosa che non volevo più pubblicare, fare, ormai è morto, ci sono i boomer. Ennesima, cioè una onda energetica, ragazzi, una roba allucinante. E ritornano le persone che, che vengono in cerca di te, no? Quando vedono che le cose vanno bene, allora ho esperienza in questo, e di persone che si avvicinano a te per ricavarne, per come le sanguisughe, no? Le cose vanno bene, andiamo alla ricerca. No, non funziona così. Piuttosto sto da sola, potete chiedermi quante cose volete, ma quando io stavo male, le persone che c'erano quando io stavo male, ci saranno e le cercherò io quando starò bene, perché non è giusto. Non è giusto che io, quando sei nei periodi difficili, no? Piangi da solo, ma quando è ora di ridere, si ride tutti insieme. Basta, è finita, ragazzi. Troppo bello era, approfittarne, perché ero da sola. Allora quando una persona è da sola ci fa andare bene tutto e tutti. No, sto bene con me da sola. Venite in cerca. Avrete il mio silenzio. Mm. Basta. Mm. Ho già detto che mi fate commuovere, sì. Ho detto che mi avete chiesto della musica, io ascolto un sacco di cose, ma la cosa che fa ridere è che ascolto ancora la musica techno, quella dei rave, l'ascolto senza fare uso di sostanze. È normale? Non lo so, ma da sempre,
Io non ho mai smesso di ascoltare quella musica. Quando vado a camminare, quando sono a casa, allora faccio i miei esercizi. Non è che ascolto solo quella, per carità, però è quella che mi dà la carica. Ascolto Battiato, Guccini, tante cose molto serie, molto belle, molto melodiche, però non volevo metterlo in argomento perché Cristina che due palle. Insomma, c'è la mia playlist che vi linko su Instagram, ogni tanto se non mi chiedete Cristina che canzoni ascolti e io mi mando la mia playlist di Spotify, ok? Così vi rendete un po' conto. Basta. Se avete domande, se volete raccontare qualcosa, dirmi qualcosa, me lo dite nella mia mail, mi mandate una mail, me lo dite in privato, me lo dite su Facebook, me lo dite su Instagram, dove volete. Sono tornata. Oddio. Però così non va bene a... Oddio. Mi commuovo perché non pensavo andasse così, non pensavo ci fosse ancora qualcosa di positivo e non pensavo di meritarmelo e pensavo tante volte, tante robe brutte. E spero di avere la vista ancora per un po' di tempo. Per continuare a fare i miei lavoretti qua sui social ancora in autonomia. Adesso mi parte la lavatrice, la sentite, vero? Sì. Spero un giorno di riuscire a trovare qualcuno che mi accetti per come sono, però non qualcuno che venga in cerca per quella che appaio. Non che io non sia così, per carità, ma è solo un piccolo spicchio che io mostro a voi. Nella mia quotidianità sono molte Cristine ed è difficile trovare qualcuno che stia vicino a me. Ed è difficile per me accettare che qualcuno a cui voglio bene viva con me e mi sopporti, perché mi rendo conto di quanto io sia impegnativa e pesante e quanto questa malattia sia una gran rompipalle. Grazie di tutto e è solo l'inizio, un altro di nuovo ancora. E spero devo non mollare più. Iscrivetevi al canale.